Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano! Beh, con i giochi olimpici siamo le ultime prove del ciclismo su pista. Ci sono le due prove sprint maschile e femminile, poi sarà per finire l'Omnium nel prossimo video e poi si conclude il ciclismo su pista olimpico. Questo è lo sprint bellissimo, si parte dagli ottavi di finale, siamo contro la Russia. Speriamo di arrivare in fondo, anche se è molto molto duro lo sprint. Ok, andiamo raga. Italia-Russia. Primo ottavo di finale. È una gara molto tattica questa. Basta un attimo e sei finito. Per esempio non mi piace questa cosa di non vedere il mio avversario. Dov'è il russo? Eccolo qua. Ecco il russo ragazzi, ecco il russo. Bisogna partire nell'istante giusto. Altrimenti è finita. Guarda come si studiano. Attenzione, il russo prova a scattare, cazzo. Il russo se ne va. Questo è abbastanza incredibile. Questo è abbastanza incredibile, signori. E adesso il Q prova a scattare, ma forse è tardi, forse è già tardi. Ma non ci voglio credere. È andata in fumo così. Niente, ho proprio dormita come indiana, lo ammetto. Dormita come indiana. Da tanto veramente non mi sparavo lo sprint. È andata così. Quindi vince Eilers. Andiamo con la prova femminile ragazzi, speriamo di fare un attimo meglio. Comunque la medaglia è stata oro e bronzo Germania, argento e bronzo Francia. 4 medaglie perché visto che non c'è il terzo e quarto posto, come nella box assegniamo le medaglie ai due semifinalisti ragazzi. Ma che dormita di veneziano signori. Vediamo nella seconda prova. Questa femminile, sempre tra virgolette. Dormita comendiana proprio scandalosa. Perdo una medaglia così. Vabbè. Va bene. Vediamo sti ottavi di finale come vanno. Stavolta provo a rimanere davanti, vediamo. Era tanto che non gioco ragazzi allo sprint. Dai piccolo. Dai piccolo Kuma. Il piccolo Kuma vuole portare a casa un'altra medaglia nel ciclismo. Ci ha dato tante soddisfazioni dopo un inizio difficile, poi ragazzi l'Omnium è pieno di medaglie. Attenzione, ma che sporo, ma come cazzo partono? Niente, qua, questa non è proprio la nostra disciplina, raga. No. Non è proprio la nostra disciplina. Era di poco anche Cristo santo, di pochissimo, ma va a vincere la Great Britain. Peccato, niente, purtroppo abbiamo capito che non è questa la disciplina del come, purtroppo. Usciamo subito agli ottavi. Buono ragazzi, andiamo per il trampolino elastico maschile. Si comincia con la ginnastica olimpica. Flavio Cannone, me lo godo Cannone. Ma cazzo si fa questo? Ok. Perfetto. Ok. La ginnastica sarà dura a fare medaglia, ve lo dico. Oh. Bravo. No. Merda. Bravo. Bravo Kuma. Super Kuma. No, Dio.
No, non ci credo. Bravo Kume. Grandissimo veneziano. Bravo Kume. Buona prova di veneziano. Vediamo la classifica però. Sì, non penso oro. Penso medaglia, sarà durissima una medaglia, però. Chi lo sa. Vediamo. 9, 8, 9, 9, cazzo. Grande cannone. Vediamo. Primo. Ragazzi, oro nella ginnastica. Super inaspettato. Incredibile, incredibile, amici. La Cina si becca l'argentone. USA bronzo. Cosa ho fatto, ragazzi? Grandissimo oro. E silenzio, America. Torniamo primi alle medagliere. Guarda, stra inaspettata proprio. Ma che cosa ha fatto veneziano? Volteggio maschile. Vai. Vai ragazzi, no. Ma non sembra brutto. Vediamo un po'. Contento anche. E siamo primi ragazzi. Non capisco cosa devo fare. No, non l'ho capita, signori. Ma dai, ma perché sempre nella seconda parte? Ma Cristo. Ma. Terzo posto. Vince la Cina. Ma. Altra medaglia però, grandi raga. Buono, buono. L'America comunque c'è sempre, ragazzi, Cazzo, dai, non me l'aspettavo così. Già 2 medaglie nella ginnastica. Bravo Kuma. Ok. Vai puttanone. Vai come, vai come, vai come, vai come, vai come. Buono. Il primo è sempre positivo. Brava. Brava, brava, porcellina. Siamo primi. Nella seconda che è un problema. Non lo sopporto questo. Ai ai ai. Bravi. Oro. Oro olimpico sicuro, cazzo. Grandissimi nella ginnastica. Mamma che punteggi. Gold medal, signori. Gold medal. Molto molto bene. Sorpasso sugli Stati Uniti. Adesso ultima ultima prova della ginnastica olimpica per quest'anno a Rio. Vediamo cosa combiniamo dopo il grandissimo oro mondiale. Proviamo. Madonna, che cume, signori. Mamma mia, che cume. Aia. Ragazzi, oro. Quasi sicuro oro. Signori, the best of Kumena veneziano. Silenzio. Sono in forma strepitosa, ragazzi. Giornata super incredibile. Andiamo ai punteggi. 9-8, 9-7, 9-3, 9-7, 9-8. Signori, un Kume devastante. Primo posto. Cina e Gran Bretagna, Stati Uniti, fuori da tutto. Raga, andiamo al medagliere, ma siamo veramente devastati. Buono ragazzi, ecco il medagliere, un medagliere che sorride a noi, sto correndo come un porco. Italia 11 ori, 8 argenti, 8 bronzo, un totale di 27 medaglie.
poi c'è stato Team USA 9-8-3-20, Cina 5-7-2-14, Gran Bretagna e via via tutte le altre, Germania ha fatto un balzo in classifica, proprio un medagliere che rispecchia perfettamente l'andamento, cioè veramente riusciamo a creare delle Olimpiadi molto simili alla realtà, a parte l'Italia che chiaramente vederla così è incredibile. Sotto sempre le solite cose, è cambiato pochissimo sotto, con la veramente Russia in grosse difficoltà, ma dopo le squalifiche per doping e tutto ci può stare. Ragazzi, il prossimo video ci sarà solo l'Omnium, che è molto lungo, e chiudiamo la ciclismo su pista per poi cominciare. Dopo ci sarà ping pong, calcio, beach volley, e insomma poi comincia la regina degli sport, chiudiamo con l'atletica. Ma ragazzi, adesso concentration sul medagliere perché siamo veramente lì, come totale siamo messi bene, però argenti 8 pari, quindi sarà un'Olimpiade super avvincente. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!